Il convegno sulla giustizia con il ministro Nordio che assicura entro maggio il governo partirà con le riforme sul fronte organici, dice il guardasigilli, in arrivo in Veneto 45 nuovi funzionari. Al ministro Nordio l'appello della Confartigianato, semplificazione della giustizia, condivisione con le categorie, anche questo serve per evitare le truffe come è accaduto con i vari bonus. Si è spento a 69 anni Silvano Vernizzi, direttore generale amministratore delegato di Veneto Strade. Grande cordoglio, Zaia, addio mister viabilità, le infrastrutture portano tutte il segno del tuo lavoro. Condannato all'ergastolo il giovane che nell'estate di 2 anni fa uccise il papà. San Zeno di Arzignano, la Corte d'Assise di Vicenza al termine del processo di primo grado ha accolto le richieste dell'accusa. 600 persone a Ponte di Piave, palazzetto dello sport gremito per l'addio d'Eralda, la 19enne morta sabato scorso nell'auto contro un platano. 3 manifestazioni nel pomeriggio a Padova, imponente lo schieramento di forze dell'ordine sul listone femminista in corteo, in la difesa della legge 194 in Piazza del Santo, un piccolo gruppo di attivisti contrari all'aborto. Il 12 marzo si celebra la giornata nazionale per l'educazione e la prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Nella sola US 6, 79 le aggressioni nel 2022. Buonasera TG Veneto, partiamo dalla visita del Ministro della Giustizia Carlo Nordio proprio a Treviso, al Centro Congressi Santa Caterina, dal quale ha lanciato diverse notizie importanti per il nostro Paese nel quadro del convegno I costi della giustizia organizzato da Confartigianato. Ci promette che a maggio ci sarà il progetto di riforma penale civile? Sì, entro maggio lo presentiamo. È solo una delle tante novità che il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha portato all'incontro trevigiano con gli artigiani del Veneto. Quasi 2 ore di fronte ad un auditorium Santa Caterina affollato ed attento per un confronto con i presidenti di Confartigianato del Veneto e di Treviso, moderato dal nostro direttore Luigi Bacialli. Il tema verteva soprattutto sulla riforma della giustizia amministrativa, dove il Ministro ha ammesso lentezze e lacune, ma anche un difetto quasi strutturale, ovvero troppe leggi. Ne ha contate oltre 250.000, 10 volte più della media europea, molte volte contraddittorie tra loro. Rievoco sempre il detto di Tacito: corruptissima repubblica plurime leges. Più la repubblica è corrotta e più sforna leggi. Più leggi ci sono e più la repubblica si corrompe. Ecco perché è importante riformare gli ordinamenti dal penale all'amministrativo e in contemporanea rinforzare la macchina giudicante. E qui il Ministro punta più sui funzionari che sui nuovi magistrati, perché alla fine sono loro che sono i veri ingranaggi della giustizia italiana e veneta. Sono 45 per ora, ma sicuramente ne arriveranno di più. Ministro che auspica anche dei risparmi da reinvestire su procure e tribunali, primo tra tutti il costo delle intercettazioni telefoniche, che dovrà avere un tetto ben preciso. Le spese per le intercettazioni sfuggono invece a qualsiasi controllo preventivo. È di oggi la notizia che un tribunale italiano nemmeno tanto grande ha speso, anzi una procura ha speso 4 milioni di euro per alcuni anni di indagine con intercettazioni che non sono approdate assolutamente a nulla, e questo secondo me è uno spreco. Presto partiranno anche 3 concorsi per nuovi magistrati con tempi di assegnazione ben inferiori rispetto ai 4 anni attuali. Ministro che non si è sottratto anche all'analisi sul tema migranti. È il codice dei crimini contro l'umanità. Chiara la posizione anche sul caso Cospito e il regime 41 bis. Non si può pensare a un 41 bis di serie A per i mafiosi e a un 41 bis di serie B per gli altri. Più tiepida la risposta infine sul caso Tassitani e la lettera della consigliera regionale Silvia Rizzotto, che ha chiesto al Ministro di intervenire sui permessi premio all'omicida Michele Fusaro. Non possiamo aprire, come si dice, un fascicolo in base a un articolo di stampa. Non credo sia arrivata in questi giorni, sicuramente arriverà a breve e naturalmente a quel momento sarà presa in dovuta considerazione. Commenti positivi da parte del mondo artigiano che ha organizzato l'incontro. Condividiamo la stesura delle leggi per evitare di dare spazi di manovra ai furbetti delle truffe. Noi conosciamo quali sono eventualmente i punti deboli delle norme e quindi anche i punti deboli del nostro mondo, del nostro mercato. È chiaro che con l'aiuto di tutti si possono fare delle norme molto più precise e puntuali. Il tutti è riferito al mondo artigiano, che non ne vuole proprio sapere di essere confuso con i furbetti delle truffe ultimamente dilaganti tra i meandri dei bonus 110 e più di recente su quello facciate, con finti clienti e soprattutto finti lavori. Da qui la ricetta proposta al Ministro
ministro della giustizia. Innanzitutto, prima di fare una regola e renderla operativa, bisogna comunque capirla e provarla, cioè nel senso di dire, quando esce una norma in Gazzetta Ufficiale deve essere sana. Ecco perché gli artigiani si mettono a disposizione per la scrittura e le eventuali modifiche, in particolare dopo aver sentito dal ministro delle oltre 250.000 leggi vigenti e delle loro inevitabili contraddizioni. È un ministro con i piedi per terra, ha ammesso quello che è successo nel passato, però ha dimostrato la volontà di migliorare e quindi di cambiare quello che non va bene. Noi puntiamo su questo, gli saremo sempre a fianco a stimolarlo affinché quello che lui ha detto e che a noi serve sia veramente fatto. Senta, un'altra cosa che ha detto è che ci sono troppe leggi, e quando ci sono troppe leggi per una democrazia vuol dire c'è anche troppa corruzione. Purtroppo l'ho ascoltato con molta attenzione queste frasi che lui ha detto e mi hanno preoccupato, però è una realtà tipica nostra italiana. Mi auguro che questo governo abbia la possibilità di durare, soprattutto questo ministro, e che, ripeto, quello che ha detto faccia. Cordoglio in tutto il Veneto per la morte di Silvano Vernizzi, amministratore delegato, direttore generale di Veneto Strade. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, lo chiamava Mister Viabilità. Se ci fossero i soldi domani potremmo appaltare l'opera e in un paio d'anni sarebbe pronto. Direttore generale e amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi si è spento a Rovigo all'età di 69 anni. Queste immagini risalgono a dicembre, l'ultima intervista ai nostri microfoni sui finanziamenti per la realizzazione del Terraglio Est tra Treviso e Casier. Dalla A28 al passante di Mestre, alla superstrada pedemontana fino alla terza corsia sulla A4 Venezia-Trieste, tutte le grandi opere viarie venete sono indissolubilmente legate a lui. Una persona per bene, ha detto il presidente Zaia, un lavoratore instancabile, un professionista che sapeva cosa significasse fare squadra per raggiungere l'obiettivo. La scomparsa di Silvano Vernizzi è un brutto colpo per tutta la regione del Veneto. È sempre stato una persona che ha rappresentato una colonna portante per le infrastrutture e i trasporti della nostra regione, un punto di riferimento affidabile, efficiente e leale. Vernizzi era entrato in regione nel 1984, ricoprendo incarichi nel Dipartimento Viabilità e Trasporti e alla Commissione Valutazione Ambientale, fino alla nomina da amministratore delegato e direttore generale di Veneto Strade, la società regionale che ha in gestione oltre 1900 chilometri di rete stradale. Nel 2011 aveva subito un infarto nel corso di un convegno, era stato in coma, ma dopo la riabilitazione era tornato al lavoro. Abbiamo in questi anni costruito un rapporto di fiducia veramente straordinario, con scambi di opinioni e confronti anche talvolta bruschi, ma che si sono sempre tradotti in una forma di rispetto importante. Vernizzi è ricordato da Coldiretti Veneto come lungimirante e concreto, autore di soluzioni d'avanguardia dal passante verde fino all'accordo sugli espropri. Per il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, Veneto Strade era per Vernizzi come un figlio, una creatura che ha traghettato dall'entusiasmo delle grandi opere alla maturità arrivata con i cantieri di ricostruzione post-Vaia. Secondo il sindaco della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, Silvano Vernizzi è stato un punto di riferimento per tutte le amministrazioni, per centinaia di sindaci e per tanti cittadini. Un professionista competente a servizio del bene comune. Secondo l'ex senatore e deputato veneziano Marco Stradiotto, al passante andrebbe dato il suo nome. Altri 6 mesi di indagine per la morte di Giuliano De Seta, lo studente 18enne di Chioggia, morto durante uno stage lo scorso settembre a Noventa di Piave. La proroga che il giudice per le indagini preliminari ha concesso per fare luce sulle cause della sua morte e capire in particolare chi abbia azionato e perché il carro ponte, con il conseguente spostamento della lastra metallica di oltre 1 tonnellata che è finita sul 18enne, impegnato in un percorso di alternanza scuola-lavoro. L'attività lavorativa di Giuliano De Seta, cioè l'avvitamento di bulloni, non richiedeva infatti l'uso dello strumento. Nell'inchiesta che vede 4 indagate, l'ipotesi di reato principale rimane l'omicidio colposo. Ed è stato condannato all'ergastolo il giovane che nell'estate di 2 anni fa ha ucciso il padre. Siamo a San Zeno di Arzignano, nel Vicentino. È stato condannato all'ergastolo Raul Singh, il 20enne, accusato di aver ucciso il padre 49enne nell'agosto del 2020 ad Arzignano, accoltellandolo nella loro abitazione a San Zeno. Per gli avvocati difensori, il giovane avrebbe ucciso per legittima difesa al culmine dell'ennesimo alterco a difesa dei familiari, famiglia di origini indiane, con alle spalle rapporti difficili. La Corte d'Assise di Vicenza, al termine del processo di primo grado, ha accolto la richiesta dell'accusa.
In 600 al Palasport di Ponte di Piave per dare l'ultimo saluto ad Eralda, una delle 2 ragazze morte nello schianto di sabato notte a Gorgo al Monticano. Una folla di 600 persone si è riunita al Palasport di Ponte di Piave per l'ultimo saluto a Eralda Spaillari, la 19enne deceduta sabato scorso assieme alla sua amica Barbara Brotto nell'incidente a Gorgo al Monticano nella BMW condotta dal suo fidanzato. Per la giovane amata e ben inserita nella comunità, le esequie si sono celebrate in forma laica. Eralda era una ragazza solare e determinata che desiderava aprire un proprio centro estetico vicino alla casa del suo fidanzato. Che amava profondamente e con il quale sognava di celebrare un fidanzamento ufficiale. Queste erano le sue aspirazioni e, forte di una determinazione non comune, studiava e lavorava per poterle realizzare. A voler ricordare la 19enne anche i suoi compagni di classe che all'Istituto Professionale Lepido Rocco l'avevano eletta come rappresentante. Nel momento più bello della vita, dove i tuoi sogni stavano per diventare realtà, è successo il peggio e continuiamo a chiederci il perché la vita si è provata così presto di una persona come te che l'avrebbe resa migliore. Il vuoto che hai lasciato è incolmabile, ma per noi ora sei una stellina ed un angelo che brillerà in tutti noi, come hai sempre fatto. Le amiche di scuola hanno poi donato un libro di fotografie alla famiglia. A poca distanza dai genitori, al fratello e alla sorella, anche il padre di Michele Tatani, il 19enne fidanzato che lotta ancora per la vita all'ospedale di Treviso. In un momento così doloroso, in un terreno di gioco in pieno centrocampo, arriva un segnale, ha detto il sindaco Paola Roma. Come in una partita importante ci identifichiamo tutti in una stessa squadra che abbraccia Eralda, la sua famiglia e tutte le famiglie coinvolte, perché questo significa essere comunità. La madre, mentre il feretro usciva verso il cimitero di Negrisia, ha avuto un mancamento, poi si è ripresa. All'uscita del palazzetto, fra i presenti, sono stati consegnati dei palloncini bianchi. Buon viaggio, Eralda. Lunedì pomeriggio al Duomo di Oderzo verrà celebrato il funerale dell'amica Barbara Brotto. Ed è purtroppo deceduta all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove era ricoverata per le gravissime ferite riportate da Iana Lorenzini, che una settimana fa si era schiantata contro un muro di una galleria dell'autostrada A27 mentre la percorreva in direzione Belluno. La 36enne viveva a Pordenone mentre i genitori sono residenti a Selva di Cadore. All'origine dell'incidente ci sarebbe stato un malore. Gli accertamenti da parte della Polstrada sono tuttavia ancora in corso. Andiamo a San Martino di Lupari, siamo nel Padovano, proseguono le indagini sulla morte di Maria Angela Sarto e il ferimento del marito Giorgio Miatello a fine dicembre. La scena del delitto sarà ricostruita dal RIS di Parma. Quale dei 2 coniugi è stato aggredito per primo? Maria Angela Sarto, trovata morta nella camera da letto, o Giorgio Miatello, soccorso nel soggiorno, ferito gravemente ma ancora vivo? Come si è mosso l'assassino nella villetta di Via Galilei? I vari materiali repertati anche nella casa della figlia di Letta Miatello, in carcere, accusata del delitto. Quali certezze possono dare agli inquirenti nella ricostruzione del massacro scoperto a San Martino di Lupari lo scorso 27 dicembre? A queste domande sono chiamati a rispondere gli esperti dei carabinieri del RIS di Parma, incaricati dal PM Marco Brusegan di ricostruire la scena del delitto e come sia avvenuto con la massima precisione possibile. Tutto il materiale sequestrato è stato messo a loro disposizione, come gli esiti dell'autopsia eseguita anche sul corpo di Giorgio Miatello, morto a distanza di 3 mesi, per capire se le ferite riportate in quegli attimi terribili possono essergli state fatali. In carcere, accusata dell'omicidio della madre e per ora solo dell'aggressione al padre e la figlia della coppia, Diletta Miatello, l'ex vigilessa è stata sottoposta in questi giorni a diversi test per stabilire la sua capacità di intendere e di volere. 3 manifestazioni si sono svolte oggi pomeriggio a Padova, imponente lo schieramento di forze dell'ordine sul listone. Vediamo.
Dall'Iston fino alla prefettura in corteo erano circa 300 gli attivisti scesi in piazza in difesa della legge 194 al grido di 194 volte libere di scegliere. In piazza per difendere la 194? Sì, certo, perché ce n'è ancora bisogno, anzi noi chiediamo molto più di 194. Il problema è che ancora oggi ci sono delle persone che vorrebbero togliere i diritti alle donne. In piazza per dire 194 volte libere di scegliere. Anche molto più di 194, no? Perché siamo qui proprio per manifestare per il nostro diritto ad autodeterminarci, a scegliere liberamente sui nostri corpi. Un appuntamento preceduto in mattinata dal presidio promosso dal comitato Giù le mani dalla 194. Ingente lo schieramento di forze dell'ordine a tutela del diritto dei cittadini di vivere il centro storico il sabato pomeriggio, con agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale pronti a intervenire in caso di contatto tra manifestazioni di segno opposto in base alle prescrizioni del questore di Padova, che aveva vietato qualsiasi forma di corteo imponendo presidi di tipo statico. In Piazza del Santo, infatti, quasi in contemporanea, si sono dati appuntamento una cinquantina di militanti contro l'aborto aderenti al movimento no194.org. Noi vogliamo rivendicare il diritto di nascita delle donne e degli uomini, che è violato dalla legge 194, ricordo che da quando è entrata in vigore, cioè dal 22 maggio del 1978, da quasi 45 anni, sono stati soppressi 6 milioni e mezzo di esseri umani. Anche in Prato della Valle manifestazioni in favore dell'Agenda 2030 dei Veneto No Green Pass. Il 12 marzo, la giornata nazionale per l'educazione e la prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. I numeri sono molto alti. Andiamo a vedere quelli dell'ULSS 6 Euganea. Violenza verbale con ingiurie e insulti, violenza fisica con sputi e lancio di oggetti quando non si arriva al contatto. Sono state oltre 500 le aggressioni commesse nei presidi dell'ULSS 6 Euganea nei confronti di operatori sanitari negli ultimi 5 anni, 179 il numero massimo nel solo 2022. Siamo passati da siete tutti eroi, ecco quell'aspetto che aveva come dire, portato gli italiani a riconoscere un grande ruolo della sanità. L'anno successivo ha avuto invece tanti episodi di attacco anche nella nostra azienda sanitaria. I luoghi più pericolosi, pronto soccorsi, reparti di psichiatria e i servizi di dipendenza, dove l'ansia legata alla patologia, i tempi di attesa talvolta e un ridotto autocontrollo possono portare all'esplosione di rabbia. 5 gli infortuni degli operatori sanitari nel 2022 con 10 giorni di assenza totali, ma il fenomeno è molto più vasto perché spesso si sceglie di non denunciare. La prevenzione allora si muove su 2 strade: la formazione del personale, l'attenzione alla cura dell'ambiente sanitario. Per quanto riguarda l'ambiente, come è comprensibile, la presenza di telecamere oppure in alcuni casi delle guardie giurate, per ragioni ovvie, riduce la possibilità di aggressioni. Ma faccio notare che ci sono anche alcuni elementi più banali che possono sembrare ininfluenti, invece posto che il principale mezzo di aggressione è il lancio di oggetti, il controllare che non ci siano oggetti appunto su tavolini o dove ci sono le sale di aspetto. E poi attenzione al comfort del paziente e dei familiari. Sul fronte della prevenzione, grazie alla Regione, l'ULSS 6 ha già formato 8 istruttori, perché spesso è importante non trascurare i segnali. Ci sono delle tecniche per capire alcuni aspetti comportamentali e come bisogna approcciarsi in questi modi. Nella nostra azienda si fa anche un'attività successiva ad eventuali episodi di questo tipo, per cui si fa una riflessione su cosa è successo, per quali motivi e quali sono le azioni che quindi si possono mettere in campo per ridurre la possibilità che l'episodio si ripeta. Il Veneto ha speso il 90% dei fondi messi a disposizione in questo settennato dall'Europa. Se entro fine anno non si spenderanno gli ultimi 71 milioni, però si rischia di perderli. In altre zone d'Italia però va molto peggio.
Alla fine dell'anno mancano poco più di 9 mesi e dentro quella data il nostro paese rischia di perdere quasi 30 miliardi di euro di finanziamenti europei se non sarà in grado di spenderli. A lanciare l'allarme l'ufficio studi della CGIA di Mestre, secondo il quale dei 64 miliardi e 800 milioni di euro di fondi europei di coesione messi a disposizione dell'Italia nel periodo 2014-2020, la spesa certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi, pari al 54% del totale. Entro la scadenza di attuazione di questo settennato, quindi, il 31 dicembre, dobbiamo spendere i restanti 30 miliardi, pari al 46 della quota totale, di cui 10 di cofinanziamento nazionale. Nel Veneto la situazione non presenta criticità, ma nel resto del paese le cose stanno diversamente. Nel Mezzogiorno, ad esempio, sono a rischio molti fondi di coesione europei, ma anche le risorse del PNRR. In un momento in cui gli investimenti pubblici scarseggiano, sarebbe un delitto non riuscire a mettere a terra tutti i soldi che ci sono stati stanziati dall'Europa. Il Veneto ha speso quasi il 90% delle risorse, rimangono da spendere 71 milioni. Ma fatto salvo che le due regioni che hanno già utilizzato maggiormente le risorse europee sono Lazio e Molise, le amministrazioni che appaiono più in difficoltà si trovano nel Mezzogiorno. La Sicilia deve spendere quasi 1,5 miliardi, la Campania 1 miliardo e quasi 300 milioni. Chi al sud si oppone alla riforma dell'autonomia dovrebbe riflettere seriamente, perché alcune regioni invece chiedono di gestire in prima persona molte funzioni e altrettante competenze. Saliamo in altopiano dopo la disavventura capitata ad una turista disabile e alla sua accompagnatrice che hanno incontrato un branco di lupo in Val di Nos. L'altopiano chiede alla regione che fine abbia fatto il progetto di monitoraggio dei selvatici dell'Università di Sassari. La Regione non ha più finanziato quel famoso progetto che prevedeva il monitoraggio con un gruppo di studenti legati all'Università di Padova e di Sassari proprio a Gallio per stabilire il numero dei lupi e quanti ce ne possono essere in altopiano. Dopo la disavventura capitata a un turista disabile e alla sua accompagnatrice bloccati nella neve in Val di Nos e avvicinati da un branco di lupi, l'altopiano si interroga su cosa stiano facendo le autorità per risolvere il problema dei selvatici. Il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, chiede lumi alla Regione sul progetto di monitoraggio dell'Università di Sassari e la risposta è immediata. Il progetto dell'Università di Sassari è un progetto sperimentale come altri progetti che stiamo attivando come Regione del Veneto, e se abbiamo deciso di sospenderlo è perché non ha dato i risultati sperati. Il vicepresidente del Consiglio regionale svela addirittura alcuni clamorosi retroscena sul progetto. Ci sono alcune denunce da parte di allevatori e anche dell'altopiano per via delle procedure che sono state utilizzate. C'è ovviamente un insieme di elementi che ci hanno portato a fare alcune valutazioni. Finco conferma la necessità di rispondere alle istanze dell'altopiano, ma suggerisce che possano esserci altri metodi. Siccome sono progetti costosi, o questi progetti portano dei risultati concreti, altrimenti se servono solamente per radiocollarare qualche lupo e non affrontare in maniera seria il problema del lupo, tanto vale finanziare questi progetti ma destinare questi soldi direttamente agli agricoltori. Era questo il nostro ultimo servizio, siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi TG Venezia. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Si rafforza la pressione atmosferica, il tempo dunque sarà buono in questa domenica 12 marzo. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, fino al primo mattino avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, poi cielo sereno o al massimo velato. Venti dai quadranti settentrionali e quindi più freschi. Le temperature saranno dunque in lieve calo, le minime saranno comprese tra i 2 e i 5 gradi, le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 15 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole con cielo in prevalenza velato, più sereno sulla costa. Soffierà un po' ovunque, bora moderata. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 12-13 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un tempo soleggiato con occasionali nubi in transito. Temperature minime intorno ai 5-6 gradi, massime sui 16-17 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.